Buonasera a tutti. Buonasera, benvenute e benvenuti. Che bello vedervi. Allora, intanto ringrazio tutti voi che siete qui e vi comunico, no, avvisare è una brutta parola, vi comunico che oggi sarà una serata speciale, ci saranno tante belle cose da ascoltare, da vedere, da gustare, quindi mettetevi comodi, non abbiate premura di anticipare i nostri interventi. Protagonisti tantissimi ed è un piacere quindi ospitare anche delle amicizie del territorio qui vicino, ecco, perché siamo vicini, anche se Carbonia ha fatto un po' di chilometri, no, per arrivare qui, però questo ci fa molto piacere. Ovviamente tanti protagonisti, ma il protagonista principale è questa figura importante che è Salvatore Angelo Spano, che ha indicato tante strade nel nostro territorio in tantissimi ambiti, e noi siamo veramente orgogliosi di essere concittadini di questo illustre personaggio, di questa illustre e stimata figura in tanti settori. Ovviamente è un onore anche per me, io ringrazio Giovanni Spano perché essere qui insieme a voi a vivere questo momento è una cosa che mi fa veramente molto piacere. E allora, per non farvi perdere nessuno dei momenti belli di questa serata, intanto il benvenuto da parte dell'Associazione Culturale Salvatore Angelo Spano, che ci ha invitati a questa serata dedicata alla figura e all'eredità intellettuale di Salvatore Angelo Spano, protagonista di un lungo percorso umano, culturale e di fede che ha attraversato il nostro secolo scorso, il Novecento. Questa serata però è inserita in un ampio progetto che si chiama Nulla dies sine linea 1943-2004, 60 anni di storia attraverso i diari di Salvatore Angelo Spano. È un progetto finanziato dalla Fondazione di Sardegna, dal Ministero della Cultura, dal Comune di Villacidro, per celebrare i 100 anni dalla nascita di Salvatore Angelo Spano. Un progetto di cui avremo modo di parlare più ampiamente durante la serata. E questa sera, appunto, come già anticipato, saranno con noi diversi artisti con i quali costruiremo questo racconto corale che andrà oltre il semplice omaggio biografico, proponendo anche alcuni aspetti inediti della vita di Salvatore Angelo Spano. E allora io credo che a questo punto... Ci sei? Eccolo qua, il regista di questa serata, Giovanni Spano, figlio insieme a Stefano di Salvatore Angelo e presidente dell'associazione culturale che organizza questa serata. Con te, Giovanni, andremo alla scoperta di alcuni testi inediti tratti dai diari e dalle lettere che tuo babbo ha scritto. Perciò entriamo nel vivo della serata ascoltando un testo tratto da un diario del 1944, un Salvatore Angelo Spano giovanissimo, appena 19enne. Buona serata e buon divertimento a tutti. Grazie Bruno. Buonasera a tutti. Dei miei primi anni ricordo ben distintamente che in famiglia si stava bene e si viveva bene. Ogni 2 o 3 giorni il babbo metteva in moto il suo camioncino carico di biondo olio d'oliva e con esso via attraverso il Campidano. Al suo ritorno era felice di baciarmi e di farmi sedere sul suo pom pom, proprio come lo chiamavo io. Quando gli chiedevo dove fosse stato, a tirar soldi, mi diceva con un tono tutto particolare che mi faceva pensare a un fantastico paese dove si potessero trarre i soldi dalla terra come si tirano fuori le patate o qualcosa di simile. Sì, in complesso si viveva felici. Di tanto in tanto
mi portava nelle sue escursioni attraverso il Campidano. Per me era una pacchia. Ritornavo sempre carico di dolci avuti nelle varie botteghe in cui babbo scaricava l'olio. Se poi le escursioni avvenivano all'avvicinarsi di qualche festa, ritornavo a casa carico d'ogni ben di Dio. E al ritorno, quante storie da raccontare ai miei compagni di scuola. Mi pareva di essere uno di quei viaggiatori attraverso il mondo di cui leggevamo nei romanzetti della nostra bibliotechina scolastica. Non solo, ma ricordo che all'età di 9 anni, mentre ero in 4ª o 5ª elementare, mi saltò il ticchio di scrivere niente meno che un libro intorno ai miei viaggi. Mi scelsi anche uno pseudonimo, non ricordo più quale. Naturalmente il cosiddetto libro, dopo aver scritto 2 pagine, si esaurì da solo. E i nostri bisticci a scuola. C'era chi era figlio di un maresciallo in congedo, chi di un tenente, chi di un capitano. Questi facevano arrabbiare gli altri, dicendo che i loro padri potevano trarre in arresto i babbi degli altri. Chissà che razza di presunzione infantile. Io però ero immune da queste voglie battagliere perché mio padre era un commerciante, vale a dire qualcosa di equivalente al grado egregio di maresciallo in congedo. E poi venne l'avventura etiopica. Con quale entusiasmo noi, piccoli balilla, ascoltammo la voce di Mussolini da Palazzo Venezia. Ci avevano parlato così male del Negus dell'Inghilterra che ci veniva anche a noi la voglia di andare a combattere di nascosto in Abissinia senza che i genitori lo sapessero. Ricordo che la notte del 2 ottobre 1935, quando verso la mezzanotte il mio povero babbo venne a cercarmi tra i balilla, ero stanco da non poterne più per il troppo gridare che si era fatto. E da quel giorno a scuola non si parlò d'altro che della guerra. Con le bandierine segnavamo le tappe dell'avanzata italiana e, presi come eravamo anche noi dalla politica, di tanto in tanto andavamo per le strade gridando per una presunta presa di Addis Abeba, tanto che la facemmo occupare in questo modo per 3 o 4 volte alcuni mesi prima del tempo. E venne anche il 9 maggio e ci ritroviamo con un re che era anche imperatore di Abissinia. Ma ormai bisognava pensare al mio avvenire, dato che avevo terminato le elementari. La mia maestra mi cominciò a preparare per dare gli esami di ammissione all'istituto tecnico o al ginnasio. Ma io non pensavo al ginnasio, miravo più lontano. Un giorno, mancava circa un mese agli esami di ammissione, dissi al babbo e alla mamma: a Cagliari a studiare non ci voglio andare, vado in seminario ad Ales. Ci va anche Pasqualino e Pinuccio. A casa non ci fu nessuna meraviglia. Quella del resto non era un'idea improvvisa. Se ne era parlato da molto tempo. E mi preparai per andare in seminario. Quel giorno, all'arrivo in seminario, nel cuore avevo una specie di nodo che mi serrava la gola, mi soffocava. Finalmente ero arrivato in seminario, l'avevo desiderato tanto, ma invece di essere contento, nel mio piccolo cuore inesperto e che ancora non conosceva il distacco, sentivo quel nodo, qualcosa di indefinibile. E venne il distacco. Disperato mi abbracciai al babbo
che era venuto in seminario ad accompagnarmi e non mi volevo più staccare da esso. E piansi quel giorno, di un pianto che però mi fece bene. Anche Pasqualino piangeva. Ci ritrovammo così, piangenti, soli, dopo che i nostri babbi già ci avevano lasciato. E a un tratto i nostri occhi birichini, pieni di lacrime, si incontrarono. E tutto il pianto di prima inspiegabilmente si trasformò in una sonora risata. Ormai il dado più grosso era tratto. Ma quando la sera, prima di andare a passeggio, ci diedero un tozzo di pane per merenda, quel nodo fastidioso mi serrò nuovamente la gola e quasi piangevo nuovamente. Quel piccolo tozzo di pane mi ricordava il pane bianco e fragrante della mamma. E col pane casalingo tutto insieme mi sovvenne anche un'onda di ricordi. Ma come Dio volle, riuscì ad ingoiare anche quel tozzo di pane che sapeva di amaro. E a poco cominciai anch'io a fare il seminarista. E ben presto non fui che uno tra i tanti. Del giorno della vestizione non ho più che una pallida idea. Ricordo soltanto le risate soffocate che ci facemmo nel vederci tutti nuovi nella piccola cappella in maniche di camicia in attesa di ricevere la sottana dalle mani del vescovo. Ricordo pure di quei giorni i solenni capitomboli che ci facevano fare le sottane troppo lunghe a cui non eravamo abituati e gli sforzi enormi per sopportare quel rigido colletto di celluloide. Quando giunse la fine dell'anno, potei con gioia tornare a riabbracciare i miei cari, portando loro il frutto della mia buona volontà. Ero riuscito il primo della mia classe. Il latino mi era divenuto abbastanza simpatico sin dalle prime scaramucce con esso. Potevo ben affrontare l'ardua ascesa. Stanchi affaticati nella vita, andate nel tormento, venite a me e parate, che sono un uomo mite ed umile di cuore, me lo sussurri tu da sera. Ma io non so ascoltarti nell'affanno di una stoltezza che mi fa morire dietro le falene. Devo imparare da te che non contendi, non gridi né disperdi nel suo buio, un cignolo incerto e fumegante. E servone ti fai perché colpato tu, l'ultima carta possa giocare, me lo sussurri tu da sera. Giustizia e
far la volontà del Padre, mitezza e abbandono al suo volere. Il mio amore che non ha confini e te mi fa fratello ad ogni uomo, il cuore è tuo, spaccato dalla lancia. Tu la mitezza, tu hai la crocifissa, nell'abbandono al Padre in un amore che libertà mi dona e le catene della schiavitù spezza di frangere in un gaudio amore che non ha mai fine. Uomo di Galilea che vai nell'umità del cuore, tu per la vita me lo sussurri tu da mane e sera, me lo sussurri tu da mane e sera, me lo sussurri tu da mane e sera. Grazie. La canzone che abbiamo avuto modo di apprezzare è Un cuore mite, una poesia di Salvatore Angelo Spano con la musica originale di Federica Olla, la giovane musicista e cantante cagliaritana. Adesso mi viene da dire il solito luogo comune, ma cagliaritana di Cagliari. Benvenuta Federica, davvero, è un piacere, la ritroveremo ovviamente, però intanto io ne approfitto, no, stai ancora con me, anche perché io volevo evitarti di sfreddarti i piedi, avete visto? Ma lei è giovane, io non potrei mai. Come ho detto prima, è un'artista eclettica, quindi sei un artista tutto tondo, musicista e cantante, e sei protagonista in numerosi contesti musicali, eseguendo brani propri della tradizione folk e covers di interpreti etnopop isolani. Ma ha anche questa particolarità, e questo ti rende veramente onore perché sei un punto di riferimento anche per le nuove generazioni, per quello che riguarda la trasmissione della cultura sarda. Ti dedichi appunto alla divulgazione della musica sarda in eventi organizzati dai circoli dei sardi, soprattutto all'estero. Ma che meraviglia deve essere raggiungere questi nostri conterranei che continuano a cibarsi della nostra cultura musicale e artistica, proprio grazie anche a Federica, che ritroveremo più tardi. Grazie Federica. E lei compone anche canzoni per altri, compone musica e testi sia in italiano che in lingua sarda, e quindi è senz'altro una gradita presenza. Continuiamo con la nostra serata che, come ho detto prima, è veramente ricca di cose belle. E allora do il benvenuto a Anna Pugedu, Maria Lucia Serpi e Mario Serpi, che sono una rappresentanza della storica compagnia teatrale filodrammatica guspinese. È una delle compagnie teatrali che ha maggiormente valorizzato il lavoro di Salvatore Angelo Spano. Da oltre 45 anni portano in scena spettacoli brillanti e drammatici, sia in sardo che in italiano. Lucia e Anna curano anche la regia di diversi lavori teatrali portati in scena dai bambini e dai ragazzi della compagnia, e per loro è essenziale il valore dello spirito di comunità. Perciò mettono a disposizione la loro esperienza, la loro competenza a sostegno di iniziative promosse da varie associazioni, proprio per tenere viva la memoria culturale sarda. Da 37 anni, quindi pensate che bella storia che ha la filodrammatica guspinese, da 37 anni organizzano la fortunata rassegna Dicembre Teatrale Guspinese. Questo significa che negli anni hanno contribuito a far crescere questo ambito teatrale territoriale. E questa sera porteranno in scena Su Maucheddu, che è un racconto scritto da Salvatore Angelo Spano. In una prima versione lo scrisse in italiano e lo pubblicò sul periodico Nuovo Cammino nel novembre del 1959 con lo pseudonimo di S2.
Il racconto poi venne successivamente rielaborato e scritto nella sua versione definitiva in sardo, per la quale venne insignito del primo premio per la prosa al 26esimo premio Ozieri nel 1982. Salvatore Angelo Spano è una figura che ha messo davvero il segno in tutta la nostra terra, anche per la sua esperienza governativa regionale. Lavorò per diversi anni anche presso la miniera di Montevecchio, quindi si spostò dalla nostra cittadina. E questo racconto scaturisce proprio dalle emozioni suscitate da questa esperienza lavorativa, durante la quale ebbe modo di familiarizzare con persone di ogni estrazione sociale, svolgendo una fervente attività sindacale tra direzione e dipendenti a tutela dei diritti dei lavoratori. L'intellettuale professor Cicitu Masala, nella presentazione della raccolta Contos de Vida Mia del 1995, così lo descrive. Su Maucheddu è la dolorosa storia di un pastorello maureddu che decide di abbandonare le capre per cercare altri modi di campare la vita, via via facendo il giornaliero, lo zappatore, il mietitore, il bacchiatore di mandorle e di olive, lo spaccapietre e infine il minatore. È un personaggio che sembra essere il simbolo di una catastrofe antropologica, cioè della morte in Sardegna dell'antica civiltà contadina, sconvolta, travolta, annientata dalla nuova civiltà industriale. E allora vi presento la filodrammatica guspinese. Scesso con te su Maucheddu, fiero maureddio, basciotto, o va contro sague papas, a giovano de pieressi stetti u bebrantau, mengo Susanno si vu torrava un nuda, poco su di naranta su Maucheddu, sta faccia asciugata, sicca e tutto vrungita il suo tempo. I occhi arrubiastos e lambicoso posso tracomma. Sa brava, longa e fischida. I spiuso, scrabionauso, de diesiante azute su bonetto, tutto sfivacciao. In ma preda de galluso e a trottiara se sul reumatismo. Sa cara groga a cavore terra. Sa schia, o vago incrupata, e scamba sarcata che uarcovaio. Chi da non mi ningiantano fieppo de batas. Tutto sta vita traballendo. Devi ciò che da pasci gravasa. Mesa roccas de malagini de magusu. L'assendo sani marrogusu, mesa spia e mai stupa de sarru. Te, prrr, bagadia, se non è da. Rosinedda, prrr, te! Da sazzeriana commenta che messi ti viciochetta, sa. A 20 anni a fai su sodrao. Di antavosto attendenti a uffizialetto, chi non si sciera stregi, manco su mucche sul naso. Torrao dell'Eva, e alla sao scravasa, e si fu posa fai su gerrunaderi. Tanti può varrà in bida, che ieri non cominciavo a fastigiare con Marietta. O picciò cavi di cazza, niededda di Augusto e de Viuso.
Io pago pipiruta, chi ti piace a me da. E io ci si viene arrangiato, arendo o messendo a suo tempo su, quando andando a scudimento via e a segare un angio. E ha fatto su picca pedreri, messi in presa de saporifica, e su miratori me gaffase di su granito. Quando poi hanno ingizzato su traballo con s'acquedotto, ti hanno piccato luogo su questa sciaffa in minasa. Ma ricordo ancora, di quando via picciocchetta, a commente chi è satoi. E hanno fatto un'ante domo su sgavu non ci vuoi stupus. Fia cose dubbi, comandando operaios, pronta poi vogo con dumuzioni, poi fai partire minasa. Poi niente, o a bandiera rubia, poi non la sai passare a gente. Poi uno suonasse la trombetta e isso si riara poi ci manna. Oh! 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 Fogo! A lui è desinciviare pressi. E no su bicciochetto su, correiosa su spanto, per tanchizzanta a ci sventuare trunco se fascina, posa poi non fai danno. Su mauchetto, si parliera in sarasa a commenti chi vessi di, commenti chi vessi d'un re, che comandara a tutta sa squadra e fia da importanti beda. Diaici, facendo dognati e dogna mestieri, si via guadagnò dei bibi e a pago ci viene a rennescio su a si sposare a Marietta e una pustissatru viene dentro 5 o 6 figli. Si viene fatto su a domicile dei ladrini, o a cogieda e dos aposentetti pogrocai. Su vorro in prazza a su tessallolla. E ci manca i poveriti su, c'è diventa scorriata. A pago sa famiglia via crescia. I sfilamannasa da sienta quadratasa. E spiccioccheddu su du sienta posto su chi a imparare i canquatti e chi a pasci broccusu o brevesi. Finza saccando via l'ompia sa guerra. Diventa richiamau e c'è diventa sperevundau a Santa Grara, mensu dirsu in sa contraerea, o nacca vai sa guadria a sa diga. Un logo disesperau, e dovia da parrò 3 anni su, attendendo a batteria che non spara mai. Toccata e passa sa guerra, e su maucheddu si via posta a ciccare traballo visu, cadia da roscio, de essere sempre zappua de un logo assatru senza dei mai assento. Ed antendo che vienta cicchendo gente me minierasa e pica udienta con mente minarori. A Marietta quando si diantannau a gimmai di cavagutta. Eita maneda, ma non ti potevi sagattare entro traballo, eh? E te potevi fare. A fare suggerire una deri in domme mraciani per 700 franchi. Non dogliamo. Ti errori, Manu, ti errori. Non ti fidi se là. Ti errori, la dona attenzione. Assummanco in noi, mio non ti s'assegno. Ma che sul traballo non sia fragile in meda. Alla patita, la dona attenzione. Sa di morire fiammanna, ma sapretto non fia pago. Altro non gli lasci più nai, si vi addeppia accontentai. Pago di sappustisi, ci antagabau ispago corromaziasa de domo e andau sin ci vienta a miniera. Che li si donava a domiceda con anch'essi prusacante su traballo. Aici ianta comenzau sa bella vita. Sa domo, fia sa pago tempo prima, fia da stetti a riservetta per sa bravura.
e ci dianta deppia da tai a sa bella mellus, tutto sciorroccata come in fiat, qui muro de pedra e ludo vatus a tabicco. Fi apposta proprio in pizzo su deo cuccureddu e asutta si biada tutto sa miniera. Notte di d'arribà su garraggio de sallaveria e su budrello manno de s'officina. In atto de un montassatro corriente a scarrelletto de teleferica. Due volte a sadì dei gava de su basalto d'arribato sciorro comanno dei minasa e d'ognotta parria da candarruia su monti. 3 volte a sadì si intendia sta sirena come chi vesta du cagna curiendo e d'ognotta is operaius intranta e bessianta de miniera. Torrante a luci, vidri che s'annarbetta, brutto selluto, sciusto copa copa e fatiato e stanco del suo traballo. Quando ci capanta, intrendo me gabbia se ascensori, su coro di si stremiera ognotta. Non tenia assento un sosperevundo un mouse a 500-600 metri sotto terra. Poi in discampai si varianta beffa se sul logo, in di cristionanta come chi vessi in tivemia sa. Zelì, sa ville su direttori, Yolanda, sa mulleri, Rosina, sa servitoredda. Ma vianta beffa pago savoriras. Disi stoccare a camminare tutto un cruvauso e andai a pampara a messo avanzamento su con sa rocca chi parria chi vessi pondarrui da un momento a s'altro. Traballanta già spollin con nudo su documente bestia sangustaria malissana, respirando frussiera e spingendo sfosilli de minasa a forza de braccio su e de vetturrasa. Su Manchetto traballà proprio un gui, me logo prumararitto e fia sempre in pericolo che dire cara carriai i forreddo de minasa con sa mitra e sa bruvura giusta e con sa miccia. Quando vianta pronta sa 30-40 minasa tutto sa volata a lui ada e sinci fuia de pressa funde sa galleria così salvai. Dogna dilla sa domiceda sua non ci cavare con suo sperevundo e d'ognotta Maria tu che stai con sadro mio in su coro tu si chia quei occhi come ti ci cavare a penso mori qui scompangio quando poi non dubbia pruso tornare a cogia e a lui ed all'antieda a Santa Barbara. Da pettare oras e oras, are dì, are notti. E non tenere assento, via saccando non dubbia torrau, stanco, sciusto e fadiau. Ma bio, non si naranta nuda. Scetto a gastiare occhio, insomma mentre chissà da porriada. O ci vedete di acqua caliente così sciacquai e di preparare a mesedda con dovrate minestre de cose pappai. Quando ti do casa sciotta a Maria e tornare alle notti, sapete vi ha preso un cora. Marietta, mi si stati, me notti crarisi, da pettare me sa prazzicetta dente domo. Castieno, su mori, sa rosario lucente scandeva sa dei minadorisi chi torranta domo.
Su scurio, parliamo come te ho visto. A forza avettai, io imparavo a disseverare su momento, poi via senza ambia sta candela. D'avettà con su coro tremi, ma quando con la candela faria entrare ad uomo. E a come chi vesti d'intrau su zovi, che scradia tutto sul logo. Toccata. Due notti che vi era pretendito. Di via patto castiendo, come te chi dovessi che una cosa vorrei del suo solito. Stanotte via Frida e se ne stedda, sa. Su monti, di camara, guardia mappa che ci tra su frio su mese esossus. I spiccioccheddu su ruschianta, a cucucciao su sta storia. Subito che di entrare da su questa porta, ma via sta vampa e sta l'antietta. Maria, di Maria che si frima su coro e fatto di piegare a tre mia scamba sa a rischio in ciarrui. Lo vai, ecco sprimuso di bessi in te su buzzo. Ma fanti come te dogna di? Non si muovi tipo di pesai. Oi. Pare di cristianendo tre su. Si muoviti, qui scandeva che capa casa cante uallantia. Oi metta adesso, oi s'entrava mia, ce ne si succede con qualcosa, oh nostra signora su grammo, che no, toccai, che mancai, adesso mancai con sciopero, baie cicca, là, per oggi è venuti benendo. E difatti Gesù viene a muovius a pago. Ponendosi in fila in su mori con diaziai, con mente d'ogni dì. Ma esprimo parenti prezioso, oh, ma t'adessi, Gesù Cristo mio, ma t'adessi sul serio, oh, nostra signora mia. Maria si intende di scambamodisi e di manca susuito. E da chi? Tiede ogni cosa conca, d'ogni pensamento mau, e pare che ne disati su coro un buca. E ti pare di si disimmagnai. Ma esprimo su fonti già venendo, fonti noi, ma insomma chiedo, non dovrei. Maria ande sicura, abituata come te e ande duceverai vinza senza scurio. Non dovrei. E fate al rebauso. Zia Maria, di sapere tremendo perra. E te, figlio Zia Maria. Ma non accudi da nai nuda, che Maria con un zunchio si disimmagnata. Di via succedi a su Maucheddu, sa cosa per su strunza, chi pozza da contessa o carrichino quando lui s'ammiccia. Che si incivia da picchetta un mese a rocca senza avanzamento, come ogni dì, con su sacchetto de sa bruvura. E a pago gli ha concodrato stiramitras una postissatra con s'ammiccia. Ma dietro guarro che mi ci avrassa.
Soperaia guardia e sono 3 volte a sta trombetta, come te sempre. E su Maucheddu gli da lutto sta miccia, poi correndo da presivo si salvai. Ma si via da intendi ad ottunduna su sciorro con mannes esplosivo. Si via vita o pampa manne fuoco con mente o squartarata de bombasa d'endivica e su suido s'azzicchido in su mentre chi s'arrocca s'andarruienta con mente chi vesa da sciuscendosi su mondo con du brugno dell'assai del non di l'assai bruso ne abbi e ne respirai. E asutta, cudo povero, leccao, commente ogai. Dessa di Maria, noi dal lutto broso sallanti a Santa Brava. Pensa domo beccia dessa bruvuriera e pruso noi ad aspettava su Maucheddu mei notti del Lugori o mei disannungiosas se ne accabbo. Mei suffizio zio Samuelli si impiegava dessa matricola e applicava sul libro manno e apposta si tirava con un lapis igneddu o a riga manna in su nomini di Giuseppe Ecca su Maucheddu dove da scritta su costavo in bella calligrafia e in lingua voristera licenziato per decesso. In su mentre savan fare de miniera fia provendo sa marcia lo s'interro commente d'ognotta. S'ammena noso da stimaus. Questa si appigava sa vita, sospiro su sangue, appedrau is ossi, se mi amava e s'ammena, si lascia da stimai e non si stimara. Grazie alla filodrammatica Guspinese, una rappresentanza, grazie a Mario Serpi, Anna Pugeddu, Maria Lucia Serpi e Gioele Tuveri. Gioele Tuveri. Margherita Montoni. doppio applauso. Grazie, grazie molte per averci fatto vivere questo bellissimo racconto, tragico ma bellissimo racconto, come sempre scritto dalla sensibilità di Salvatore Angelo Spano.
Venerdì 2 giugno 1944. Un giorno qualunque di primavera, cielo azzurro, terso, trilli d'uccelli, campagne biondeggianti, rombo molesto, continuo, monotono di apparecchi che vanno e vengono al campo di Tronconi col loro pesante carico di bombe, coi loro piloti che hanno negli occhi la visione delle più belle città d'Italia distrutte e in rovina. Nella mia casa tutto è silenzio. I bimbi non ci sono più, sono lontani, nelle case di qualche parente. Gente che s'affaccenda per la casa, triste, preparando per chissà che cosa. E nel silenzio opprimente, interrotto da qualche singhiozzo, un lamento lungo, penoso, che prende al cuore, a poco si trasforma in rantolo. In una stanza del pian terreno, babbo muore. È pronto tutto ormai, il suo vestito nero, quello che portava nelle grandi occasioni, la camicia più bella, inamidata, tutto a posto. Il prete ha già fatto tutto quello che doveva, già da ieri gli ha raccomandato l'anima. Ore 10:30. Il lamento s'affievolisce a poco. Il babbo chiude gli occhi, fino ad allora così vivi, quegli occhi che ti guardavano e ti dicevano quello che egli non poteva dirti con la bocca. Ah, quegli occhi, come li potrò dimenticare? Il giorno prima stavo al suo capezzale, a un tratto fa un movimento, vedo che con gli occhi cerca qualcuno. Mi faccio dappresso e mi chiama. Salvatorangelo. Eccomi, babbo, son qui, cosa vuoi? Salvatorangelo. Parla, babbo, vedi, ti ascolto, dimmi quel che vuoi da me. Salvatorangelo. A te. Non poté dire altro, ma mi guardò con quegli occhi buoni nei quali brillava una lacrima. Mi sentii stringere il cuore, ma non piansi, no, non piansi. Mi tenni nel mio cuore il mio affanno per non rattristarlo maggiormente. Ah, quegli occhi, quante cose mi dissero, come parlarono al mio cuore di figlio. Ore 14, la fine. Il viso del mio povero babbo si fa terreo. Sulla fronte appaiono delle fredde gocce di sudore. L'affanno cessa. L'ultimo respiro. La mamma, le sorelle, le zie piangono, gridano, cerco di calmarle, ma non ci riesco. Anch'io alla fine in un canto solo, in mezzo al trambusto, singhiozzo amaramente. 18 anni, non ho più il mio povero babbo.
Ora sono io il babbo per i miei piccoli fratellini e sorelline. 5 boccioli privati della loro rugiada sin dal nascere. Ah, che scena straziante, quando il babbo la sera del giorno prima ci volle tutti vicino a sé e tutti ci volle baciare. Povero babbo mio, quanto devi aver sofferto vedendoti sul punto di lasciare così giovane i tuoi teneri figli. Povero babbo mio, tu me li hai affidati, a te mi hai detto, sì, a me hai affidato quanto avevi di più caro sulla terra. La povera mamma mia, i tuoi teneri figli, a me hai dato la croce soave. Dammi la forza di sopportarla, dà la forza anche a me di salire come te il mio Calvario fino alla cima con santa forza e perseveranza, e prega il Signore che i tuoi teneri figli trovino in me quello che hanno perduto con te. Addio babbo, addio. Vedi, non piango perché non so piangere, ma quanto soffro. Tu lo vedi, tu lo senti che il mio cuore è straziato, che ha perduto con te la sua giovinezza, la sua gioia. Tu lo vedi, oh babbo mio, sì, tu lo vedi il mio dolore, e ciò mi basta. Addio. Il libro della mia vita ha voltato pagina. Bisogna ricominciare, lasciare gli ideali per tanto tempo sognati e sognare un'altra meta, seguendo un'altra via più triste, più dolorosa. Ma tu mi assisterai, mio povero babbo, tu sarai sempre con me, vicino a me, a ripetermi senza posa il tuo monito: Salvatore Angelo, a te. Sì, babbo, a me la lotta e la battaglia, a me la vita. Addio, ci rivedremo in paradiso. Bye bye. S'azzalludi narasta, s'azzalludi, mi basta s'azzalludi. E t'inciandasta con gudda macchinetta carriaiollu alle caggiarra in giro per sul mondo, andando de castetto a cavesuso in circa de suvagni di ogni dì. Non ti spantasta, stessi friuso bento, che non ti mia sta ronzo ni straccia, e trumentasta spinto de s'amori, contento, sempre all'irgo che un uvrori, bello che una bandera in sa sartiglia, oco bracioso e più brundoso che oro. In domo da aspettare mamma con sfiglioso, de un anno assatto ti ha fatto doce. Salanti a luttanante Santa Barbara e sa torrata via lucis de soli. All'irgo curreiaus a tatto viai ai zizzavius contentus de vregiau. Fino a saccando cuda di amargura su due de lamparas del su 44, sa sorti mara che il ladrone e fura s'ammatta andasse con sa sicuri. Sa soffio tutti in giro, orore letto, e a due mannao con sutti ma subento, me sogusu o all'ambrica dell'usci. Grazie Giovanni che ha anticipato questa seconda parte della nostra serata, e allora io vi chiedo di accogliere con un cordiale applauso il coro femminile dell'Associazione Centro Studi Musicali APS di Carbonia con la sua direttrice, la maestra Angelina Figus.
Due parole per conoscerle meglio: il coro nasce nel 2015 e sin dalla sua formazione ha dato grande importanza ai repertori corali di compositrici donne. Ha tenuto diverse conferenze sulla figura della compositrice medievale Hildegard von Bingen, eseguendo numerose composizioni tratte dai suoi Carmina. Collabora con le compagnie teatrali del Sud Sardegna, eseguendo anche le musiche di scena. Il coro è seguito dalla liutista Angelina Figus, nota e apprezzata artista in ambito internazionale. Da circa un ventennio si dedica alla diffusione della lingua sarda nella variante campidanese attraverso il canto corale. Numerose sono le sue composizioni in sardo sui versi di grandi poeti quali Paola Alcioni, Efisio Collu e appunto Salvatore Angelo Spano e altri. E questa sera allora il coro eseguirà due brani su testo di Salvatore Angelo Spano e musica di Angelina Figus. Prima Is Pastoris e subito dopo il Magnificat, entrambi tratti da Sa vide Gesù Cristo a sa manera nostra. Buon ascolto. È vero che abbiamo iniziato il calendario liturgico, dal calendario liturgico
il tempo ordinario, ma abbiamo appena lasciato il tempo di avvento e questo è un regalo che ci avete fatto veramente molto bello. Giovanni, mi sa che lo dobbiamo proporre a Don Giovanni per il prossimo Natale. Adesso la seconda proposta è il testo del Magnificat che fra poco ascolteremo, prima dalla voce narrante di Giovanni Spano e poi col canto del coro. Ha conosciuto una fortuna particolare, ma questi sono evidentemente così, i segni della bellezza dell'arte. Infatti venne recitato a Papa Karol Wojtyła per accoglierlo al suo arrivo nel largo Carlo Felice durante la visita a Cagliari nel lontano 19 ottobre 1985. Dopo essere stato messo in musica dalla maestra Angelina Figus, nel 2018 il brano ha avuto l'onore di essere cantato in anteprima mondiale dal coro Sol Ensemble di Padova presso la Basilica di Santa Maria Novella a Firenze. E allora ascoltiamo il Magnificat. In sasa Iannao Maria tutto contenta. S'anima mia alaba su Signori che su spirito su tutta una tenta ma bruciala e mi fai morri de amori. Che mi castiao de rizzu de su monti a me che se stravaggia e strevidora e poi cantando a tutti gli orizzonti de mui sagenti a commenzare quest'ora biada mantannai che a cosa manna s'amavo più destinai sonnipotenti che tu, o Deus, su povero non ingannasa ed essa trona isciuscia su ottenti e su misero puro di daffannasa non lassasa in poderi dessa gente. A voi il coro femminile del Centro Studi Musicali di Carbonia, diretti dalla maestra Angelina Figus. Anima mia,
Bene, ringraziamo il coro femminile dell'Associazione Centro Studi Musicali APS di Carbonia e la maestra Angelina Figus. Grazie. Prendete posto e continuate a godere di questa, spero, bella serata. Bene, adesso devo interrogare Giovanni. Fai capolino, perché lo sai che adesso, te l'avevo detto che oggi avrei Mi manca il microfono. Vabbè. Capolino. Capolino. Tu pensavi che avessi spiegato oggi, invece no, ti interrogo. Interroghi. Certamente. Vediamo. Allora, intanto io sono stata molto rapida nel presentare la serata, quindi vogliamo sapere da te 2 parole, forse più, sul progetto Nulla Dies Sine Linea 1943-2004, ovvero 60 anni di storia attraverso i diari di Salvatore Angelo Spano. Giovanni, spiegaci un po' il tuo progetto. Allora, questo è un progetto che abbiamo presentato l'anno scorso alla Fondazione di Sardegna, poi lo abbiamo presentato anche al Ministero della Cultura, anche al Comune di Villacidro, al Comune di Villacidro che devo ringraziare e mi hanno comunicato poco fa che non sono presenti, a meno che non siano arrivati adesso. Vedo una mano, il sindaco? Ah, Federico, quando vuoi, se vuoi salire adesso, così facciamo dire 2 parole. Erano riuniti per noi, nel senso che avete saputo tutti che c'era l'allerta, che c'è l'allerta meteo nei prossimi 2 giorni e quindi stavano facendo, immagino, il COC, il centro operativo comunale, per metterci al riparo per quello che è possibile. Federico, prego. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Ciao. Intanto grazie per l'invito in questa serata e grazie a Giovanni che ha messo su questo importante progetto che è stato accolto e sostenuto anche dall'amministrazione comunale, perché abbiamo ritenuto che avesse un valore importante, soprattutto per la figura di tuo padre, di Salvatore Angelo Spano, e quindi anche se siamo arrivati un po' lunghi, ma ci siamo riusciti perché abbiamo fatto qualche sacrificio. Io sono entrato in questo momento, ho assistito alla parte finale del coro, nel ringraziare ancora Giovanni, che da questo punto di vista è una persona, uno studioso, è anche molto attivo e ci delizia e ci dà nel corso della sua attività numerose occasioni per poter apprezzare il suo lavoro di ricerca e di divulgazione dell'opera anche del padre, a cui ovviamente tutti noi villacidresi e non solo siamo particolarmente legati. Quindi grazie Giovanni. Grazie a te Federico, grazie. Era importante che sapessimo. Sì, perché è una situazione abbastanza anomala. Torniamo al progetto. Il progetto lo abbiamo presentato proprio per valorizzare l'enorme mole di scritti che ha lasciato Salvatore Angelo Spano. Parliamo di una quantità che io ancora non so definire, perché più vado avanti più ne trovo. Scriveva su ogni spazio libero che trovava, l'elenco telefonico, uno desispero, come si dice. La cosa più organica che ha lasciato sono i suoi diari. I suoi diari poi ha lasciato una raccolta di esercizi spirituali ai quali lui ha partecipato, quindi tutti gli appunti degli esercizi spirituali, e poi tutta una bella raccolta di omelie che ha fatto nel periodo in cui era diacono. Noi quest'anno ci siamo voluti concentrare sui diari. Speravamo di poter accedere al finanziamento triennale della Fondazione di Sardegna per pubblicare tutti i diari. Ci hanno concesso la pubblicazione per un'annualità, quindi quest'anno ci concentreremo probabilmente, anzi certamente, perché ci stanno già lavorando il professor Duilio Caocci e il professor Gianluca Scroccu, docenti dell'Università di Cagliari, stanno lavorando
un periodo storico che va dal 67 al 78, ovvero dal periodo in cui si cominciava a formare a formare i presupposti perché Salvatore Angelo Spano divenisse presidente della regione in un periodo molto molto tumultuoso della politica isolana, fino all'omicidio Moro, che segnò in maniera molto particolare e molto forte Salvatore Angelo Spano, che a Moro era legato dal punto di vista ideologico e anche personalmente, perché aveva una conoscenza personale. Questo progetto è in fase, insomma, di ultimazione. Il libro dovrebbe uscire nel mese di maggio, in ogni caso verrete convocati di nuovo, no, verrete informati dell'uscita di questo libro, perché ci sono dei retroscena, chiamiamoli così, ma comunque dei punti di vista di un politico, dei diari di un politico, quindi lo stato d'animo, le volte che è rimasto fregato, le volte che ha dato fiducia e invece gliel'hanno ridata sul muso, tutte quelle volte in cui ha pensato che forse era il caso di chiudere tutto e di lasciare tutto, insomma è una visione intima dell'uomo politico e dell'uomo di chiesa, perché poi diciamo, la fede, la luce che lui ricavava dalla fede lo ha accompagnato sempre in ogni sua scelta. Lo vedrete se avrete modo di leggere questi diari. E allora cogliamo anche l'occasione per ringraziare gli altri partner della serata, sì. Quindi l'Accademia de Susardu APS, di cui tu, Giovanni, sei anche vicepresidente e membro del collegio scientifico, l'associazione L'Aras Suoni e Parole di Sardegna e Claire de Lune Produzioni Musicali di Bruno Camera. Ovviamente grazie anche a Don Giovanni Cucu che ci ha concesso di poter utilizzare questo teatro. E là in fondo, a Gianluca. E là in fondo, eccolo lì, vediamo il nostro... Vedo anche Annina, c'è anche Annina? Anche Annina, ma lei è un po' la mascotte. Grazie davvero. Il lavoro del fonico Gianluca, Anna, e c'è anche Pierpaolo, il tecnico video Pierpaolo, che ringraziamo per aver mantenuto le sue radici villacidresi, anche se ci hai tradito con San Gavino, ma questa è un'altra storia. Io ho studiato, perché quando mi propongono delle cose cerco di presentarmi al meglio, l'importanza di lasciare una traccia, ovvero di essere attivi e di dare un senso e una direzione alla propria vita attraverso azioni quotidiane. Nulla dies sine linea. Esattamente, esattamente. Che non è una frase di mio padre, ma in ogni suo diario la prima pagina è nulla dies sine linea. Ecco, sì, per questo ho il nome. Per fortuna che ha le origini di diversi secoli fa e quindi non gli hanno mai chiesto il copyright, esatto. Quindi se l'è vista così. Comunque volevo solo dire una cosa personale, perché io l'ho conosciuto bambina, quindi da adulta, e poi insomma mio babbo è stato anche consigliere comunale durante il periodo della Democrazia Cristiana, e quindi io ricordo, perché credo che tutti i villacidresi non lo ricordiamo con il titolo generico di l'onorevole Spano, ma l'onorevole Salvatore Angelo Spano tutto attaccato, no? Mi pare, no? E io quando sento i villacidresi, allora è l'onorevole Salvatore Angelo Spano, così. Sì. E in realtà il nome suo è staccato, Salvatore staccato Angelo. Però... Infatti se notate sul manifesto, sulla locandina... Pietro, com'è il secondo nome? No, sulla locandina c'è proprio scritto, ho ripreso l'atto di battesimo. L'atto di battesimo, l'ho riconosciuto. Salvatore Angelus. Ah sì, perché scrivevano a quei tempi in latino, sì, è vero. Continuiamo con la nostra, siamo in perfetto orario, Giovanni, ed è un piacere che adesso invito di nuovo Federica Olla, che ci canterà il brano musicato da lei su testo di Salvatore Angelo Spano, per l'appunto. Si tratta di Lugori, questa dolcissima poesia dedicata all'amata sposa Maria Teresa, ma per tutti Marisa Lazzaro, calabrese di Villa San Giovanni, conosciuta nel 1956, sposata nel 1958, con la quale condivise ogni momento e ogni scelta della sua vita. Nel chiaro di luna mi perdo, così, leggero, senza tempo, con te.
in un sogno che non finisce mai. E allora ascoltiamo Federica Olla in Lugori. Quando mi sesa canta mi paridesti come in das notis de lugo quando una luce de umbra pari dessa terra fina sa cielo fina sa cielo a dosi affetti che un passo a quando un brinchido a passillai si bonza con allergia andando per stretto pisando la 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 luce clara dessa luna leggeros che una nube che torna a leviare anche ai suoi occhi quindi da sospirare despere fundos oscuros de su su lugar mi perdo ai cilebiu se nadempos con tu in un viso che non fini mai in un viso quando mi si canta mi vari dessi commenti in cudas notis de lugori quando una luce de umbra pari chi dessa terra fina sa cielo a due si affetti che uno passo quando uno brinchido a passi lei si vonza con allergia la 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 Grazie. Federica tra un po' ci presenterà il terzo e ultimo brano, Tu sei la luce. È una preghiera tratta dalla raccolta inedita di poesie Sussurri e Grida ed è un canto di lode alla potenza salvifica di Dio. Federica Olla. Oh Dio, tu sei luce, cime innevate al cielo, d'ogni splendore,
d'ogni speranza. Oceano senza fine, la tua chiarezza fondi ogni colore e dalla luce tua nascono i fiori e rose, gigli e viole e gelsomini. E candide distese e le nevi, gli agnelli saltellanti a primavera e l'azzurro che vibra nel mio mare, col chiarore degli occhi dei bambini e il sorriso gioioso delle spose. Tu sei luce, oh Dio, sei il mio Signore. Tu dissipi nel cuore ogni dolore, tu dissipi nel cuore ogni dolore. Quando l'arco del cielo si distende dall'uno all'altro mar dicendo pace, la tavolozza arcana dei colori si scioglie nel mistero e nel tuo incanto, palpita nel chiaro la tua presenza, dalla prima alba allo svanire del sole, eppure nelle tenebre, oh Signore, vibran le stelle al chiaro della luna e negli abissi oscuri di ogni cuore s'accende la fiammella del tuo amore. Tu sei luce, oh Dio, sei il mio Signore. Tu dissipi nel cuore ogni dolore, tu dissipi nel cuore ogni dolore e dalla luce tua nascono i fiori e rose, gigli e viole e gelsomini. Grazie. Grazie Federica. L'anno scorso a gennaio hai pubblicato il tuo primo CD che si intitola Fede. E allora Sì, si intitola Fede perché nella doppia accezione, Fede Sì. diminutivo di Federica Esatto. e magari Fede anche per sì, la assolutamente tua sì, spiritualità. perché la fede nella mia vita conta davvero tanto. Io senza la fede vagherei nel buio più totale, penso un po' come tutti. Ci tengo a dire che Prego. avrò il piacere di inserire questi 3 brani rielaborati ovviamente nel mio prossimo CD perché ci sto già Lavorando, certo, non e si volevo finisce mai. ringraziare a Giovanni per questo meraviglioso invito
avevo il desiderio di riuscire a scrivere qualcosa anche per il Signore, però nella mia miseria più totale non ce l'ho fatta. E infatti quando poi a sorpresa ho ricevuto insomma l'invito di musicare queste 2 bellissime preghiere, l'ho visto come un cielo. Certamente, un segno dal cielo, ovvio. Ed è stato veramente. Giovanni ha accontentato anche un mio desiderio, quindi sono veramente onorata. E anche noi di averti, Grazie a tutti, di averti qua questa sera. Grazie. Buon proseguimento di carriera, porta anche Villa Cidro nelle tue incursioni nei circoli sardi all'estero. Ricordati di noi, perché comunque noi faremo il tifo per te, qualsiasi sia la tua collocazione artistica, sia come musicista, compositrice, cantante, tutto quello che il Signore ti avrà destinato. Grazie molte Federica, ci vediamo poi. Ecco le vallette. Vabbè. Grazie a Giovanni, anch'io ho le mie vallette. Perché abbiamo chiuso il sipario? Perché fra qualche minuto, il tempo giusto di allestire la scenografia, assisteremo alla rappresentazione di Ettore Raulicu a cura della compagnia teatrale Saspendula di Villa Cidro. E allora, siccome giocano in casa, mi sembra doveroso ma anche gradito questa panoramica su quella che è l'attività della compagnia locale, che nasce nel 2013, ad oggi conta 22 attori, tra cui una delle attrici veterane del panorama teatrale sardo di ben 92 anni, e cara signora Francesca se li porta veramente molto bene. Poi nel gruppo c'è anche un ragazzo con disabilità che è uno degli acceleratori di buon umore della compagnia, e per noi che lo incontriamo nelle nostre strade io credo che sia il segno dell'allegria più pura. Per me incontrare Peppe è sempre così, questa gioia che lui porta nel cuore e che trasmette ogni volta che incontra tutti noi. E poi ci sono anche alcuni bambini che hanno esordito piccolissimi, insomma c'è una continuità generazionale della compagnia Saspendula. Presidente e regista è Silvano Loru, che è autore e attore. Da 12 anni ormai organizzano la rassegna teatrale di Villa Cidro. Quindi perché ormai? Perché evidentemente è cresciuta negli anni, è cresciuta nella qualità, è cresciuta anche nelle partecipazioni. E in questa rassegna teatrale ospita ovviamente compagnie provenienti da diversi paesi della Sardegna. Da alcuni anni, con la collaborazione degli attori e di oltre 80, un gruppo tra attori e figuranti, sono circa 80, organizza in lingua sarda il Presepe Vivente e la Via Crucis, con un suggestivo percorso che attraversa il centro storico della nostra cittadina, che inizia dall'ultima cena e termina con la risurrezione di Gesù sul Colle del Carmine. Ora vorrei cedere la parola a Giovanni, perché si deve guadagnare anche lui l'obolo. A te il compito di fare una sintesi della commedia, perché ovviamente i tempi sono quelli, e questo a noi ci aiuta a capire, quindi nella sua globalità, il testo della commedia, perché altrimenti ci perderemo delle informazioni importanti per capire e poi anche per gustare meglio questa parte di spettacolo. Prego, ovviamente abbiamo dovuto tagliare per questioni di tempo. La commedia merita di essere vista tutta, così come su Maokeddu è stato tagliato per questioni di tempo. Ettore Raulicu è una farsa in un atto di ispirazione storico, sociale e comico. Prende le mosse dalla decisione ministeriale, la cosiddetta legge Basaglia del 1978, di chiudere i manicomi, e questa legge metterà in difficoltà moltissime famiglie, perché rimanderà a casa persone con forti, gravi problemi mentali, senza appena tener conto delle ripercussioni che questo ha nelle famiglie che non si possono permettere, non hanno le competenze o non hanno
le capacità anche economiche di tenere in casa un maccu. Prendendo spunto da questa disavventura, che da un lato è stato un bene, perché comunque i manicomi, così come erano concepiti, erano dei luoghi di tortura, da un altro lato però ha riversato sulla società un problema importante, e Salvatore Angelo Spano tira fuori questa commedia che a Villa Cidra è già stata rappresentata, però io personalmente non mi stanco mai di vedere e rivedere perché è davvero spassosissima. E la figura buona ed eccentrica di Liccu è protagonista indiscussa del palco. Nella prima scena, che non vedremo per questioni di tempo, come vi ho detto, Mena, la sorella di Liccu, si trova in cucina con sua mamma Rosa, che è una donna anziana in sedia a rotelle, e insieme ricevono la notizia che il manicomio in cui si trova Liccu, fratello e figlio, verrà chiuso e presto il loro familiare verrà riaccompagnato a casa per restarci. Basterà fargli prendere le pillole giuste al momento giusto. Buona visione. Che Dio lo sa giù. Una cosa che adesso tornava a portare questo No, non è cristiano. possibile, Caste, come ti osa fare? Si va, Riri? Beh, Liccu. Beh, Liccu, non ti sta. Beh. Entra là. Liccu. Liccu. Figlio mio. Saluti. Isso sa fonti parentesi, vero? Beh, Liccu. Beh, a base a mamma tua. Beh. Sì, Deus è sua mamma e questa è stessa sorri. Lì che chiedo? Liccu. Come ti stai, Zio Presidente? Non mi dona. Ascolta, dica, Desi, a salutare a mamma, doc, Donato Presidente. Beh, Liccu, figlio mio, beh. Sezzi e cante mamma. E come ti stai, figlio mio? Là? Sezzi, là da pelligedo. Sezzi. Sì che mu suspirale Dante Serrao, ma è come te questo conto, Lo so, si va di sci questo poveretto? Sì, mo sono malincomodo di usare in realtà. Poita, Marcus non ci è pruso? No, si magando mai. E Marcus è preu tutto su mondo. Gedo bioso, e in Sarasa, Ma sospirali voi Marcus. C'è sempre che ci desta bisogno. E scetica il Marcus anda a vivunti esatto varios, però scetica non ci desta bisogno. esatto, e uno come te Liccu,
Cusso, non ti devi dar bisogno? Lico, pagando mai. Lico, e sanau. Dunque, devi parlare in domo come tutti gli altri. Basta donare mi c'è stato ogni dì e non c'è pericolo. E mo mi c'è stato su macchini di fanti di ogni maniera. Ogni tanti ho visitato e fatta cabao. Su vai mazziato, si sonenti. Tanti già stai, non mi dà conto è giusta, no? E che no, sono dopo di Castiglia questo poveretto. Deo, forse grazie a Dio, tengo questa villa bagadia. E che via sopra? Ma tu commenti Zeo. E che Dio da po' di Castiglia questo popolo? Certo che... Ma, Pollico, non si deve preoccupare, io di poter lavorare conca. Non è pericoloso, non hai mai fatto nulla male a nessuno. Che non fessa che Dogna Danti si va di andai e si credi de si villoi. E fatto si ai ponni a bovai in Sarasa girocca donai attenzione poita te su vizio te c'è scravatura Brava la mia. ma basta donai spastiglia sua dognati e non c'è pericolo casti. Noi dobbiamo essere roba sua. Mo faccio vi sa magia. Casti. 3 pastiglie grogas a mangiamo e 3 pastiglie azulas a merin. E questa è la cartella clinica. Abbiamo scritto tutta questa storia sua. Mostrarita su dottore e ad ascita vai. O 8 mesi o potavo aspirarli, posso visitare. Ma esami grande hai detto bene. Sì. Ti arrori. Non è se cose meresi dai, no? Ma Deo, se mi gente si dà perdonare. E chi cedo? Oh, io li chi cedo? E te se ci chiedi, mi inguigano due nuda, mi si da fare che ti brutta, se li chi cedo? Io penso che non due nuda, mi ingui. Intendo fra che muda? Anche la muda? Anche tenga sei, figlio mio. Già tu intendi se sfrago. Ma è vero, che in questa lolla, in su cucura e su forro, dove è saputa fruccera. E io so, un accanto a perri puro. Anche tenga sei, figlio mio. Vai, mena, vai accompagnata, se manco tu passa su fragai. Dubiri, signora mia. Lico, non è pericoloso. Da dentro sempre di andare vraga a vraga, ma non fai male a nessuno. Va, da noi, mo, minciando, su dovere mio da povato. Va. Sanno so. Sì, là. Adios, Lico. Là. Adios, Là. E fai a buono. Va. Adios. Adios. E te Dio se può dinare. Che Dio si aiuti a castigare questo povero. Poi mu, grazie a fustei. Chi incedi a ringraziai. Adios. Vai, mena, vai. Lico. Vai accompagnato. Vega da mostro, su rivista Gichendi. E cosa vuoi cambiare pure? Terzo. Donna mia, mia saluta. Dai con mena, vai. Da compagna. Vai lì che c'è. Vai con mena. Faccio Andiamo.
bella. E te che tu pica da fare i macchiori, sa questo picciochetto. E te mausi un auso. Due sfemmie sopra, sa. Ed io, tutto cancarata. E fatta bella scelta, tipo fai questa guardia spingiata, sa. Bisogna di me. Oggi è vero, so. Penso me incomodo. Fieda più su due presoni. Però, se manco mi vado, sono tu scastianta. Ma è musto, poveretto. Anche sia da su vizio, non da pedri di tutto. Si crede ancora, Buddha, o pilloni. Nostra Signora mia, te ne pietati. Oh. Stai, raga di spicciata, intendi un masi? Ma se stai? Ai 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 oggi ai 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 Lico, te sei facendo? Te oggi di Dianau. E non andai a comprare saputa. Du visita da arrivato. Non ti più stessi toccata. Ai 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 ai. Oggi. Che bandasse a comprare su branco. Ascolta mamma, Deo. Mo bando a comprare su vai branco. bene. Che indagato? Pigua per che crocodilo. Anda bene, menino, anda bene. Ai ai Non da tocchi, su antarotta. E permesso? Perogna. Saludi. Ausso, Alico. Sezzi, Perogna, sezzi te. E come ti stai tesa? Non c'è male in Arause, fustei e mena. No, su già state bene. E già vi è bello se si fa B. Prude un mese senza de bene. Ma questa non è maniera. Città sì, da zia E Nasio, Nara, e Nasio, sempre fui fusi come ti disperavo. Sapete, non dubbi bruso manco Deo. A me non andai in giro. Io sta e sbottiglia sa. Tre grogas e tresi azulas. Bonassio, non è cosa di megiasa. Ma Nara, e figlio, non ti vedete ancora? Ma come ti vedevo? Nassio non c'è mai in domo. Che non si vede mai se demonio su. Aspetta che ti cattasi su cucure su voro, su villo. Savuda! Dai savuda! Mi sa qualcuno del suo forro! E cosa? De figlio di badi, 24! Ma mi sono sentito! Mi piace! E qui savuda! Savuda, vedi? Oh! Rico! E che cedo? E mi stai sentendo? Rico! Lascia stare savuta! Oh, i penogna corri, vai! Non tocchi savuta! Che ancora in mano, vai, di volta! Rico, mi sei sentendo? Mi sei sentendo? Oh, mamma mia! Mamma, io non c'è sti! Oh, mamma mia! Corri, Perogna, corri, vai! Vai, seguido! Sei reagenti, sa guarda, carabinieri, su sindaco, su preti, su dottori! Corri, prima che faccia un danno umano! Siamo andenti! Ehi, vai, corri, figlio mio! Oh, nostra Signora mia! Castiello, pensa prima che si faccia cancostrillo. Santa Bravara mia. Santa Bravara, Santo Iacu. Santo Franasso e Santo Stravadoi.
Aiutami, aiutami che devo di morro. Oi, oi, ti danno mano che mi dà sta ruta pizza su. Oi, ti danno mano. Oi, oi. Come mi prende? Mi pare che prima faccio telefonata. E che Daniela che mi vado a aiutare. Pronto? Pronto? Che venia? Pronto? Che venia Anna? Intendi sì? Non mi intendi? Demonio. Pronto? Ehi, mo ti intendo, Catania. Mo già ti intendo. E ti tengo subentendo. Lì, quelli che c'è, figlio mio. Quindi tanto da rava potata, insomma, l'incomodo. E mi tocca da nosa, tu che sei. Se c'è fui io. Cade grazie credo, guarda che tanto mi contento. Fai sta carità, Cataniana. Fai questa carità, prova di accostare duro, prova di ancarare. A volte c'è rinesce se tu bi. Già mandavo a Perogna pure. Mi sto aspettando che da rimenicella, che non c'è l'alimentaria con sapore, tanto. Spero che faccia dall'estero. Ci devo mandare con sapore. Ma cercando, ma io cica se non ci andavo. Là, progliate, là, Cataniana, ti saluto, dai, dormi scende che ipotesi. Ciao. Mamma, e adesso che devi? E te sul serio? Oh, figlia mia bella. Lì, così c'è fui io, figlia mia bella. Fui io, lì? Ma, questa magia? Non uscivo, figlia mia bella. Fui io successo, non cadente più, non tendo che cade prezzo di gresie. E ti volta da fatta per ogni amore. Ma seguito che prima che faccio canquarrori in mano. Io vi cavo sto pranzo. Gesù da donao s'antipasto. Altro che magia. Oh, amo mia, mi ci dici pure che ha fatto gusto a lei. Mi ci dici, bando. Vai, figlia mia, vai. Oi, ti arrori. A chi non adesso funtori tu pigiti. Ricco, lì che scendo. A groppe materno mi oggi sa me. Nostra Signora del suo paradiso, paita, a me tutto pranto e non è riso. Nostra Signora dei sette d'amore, sì, te ne vietati dei peccatori, sì. Nostra Signora de Bonaria, questa è peso di questa malaria. Come mi pena? E siccome è rosa, il è come mi pena?
Ormai mi prendo. Ormai mia. Male, si intende? E adesso dico mai. Ti sentendo male? Lico, figliano mio, come mi prende. E ti ha fatto, Lico? E sta disgrazia umana che mi dà sta rutta No, pizza. però. Ma dimmi, ma te, molto, Lico. Peu, su. Mamma mia, terrore. Quindi tanto mandava domo, adesso fallo un comodo, non ha che via sanao. Successo. Coraggio. Neridi, e t'ha fatto? Non riuscivo, non c'è fu io. Che le braccia grese. Guarda, che tanto intendo. No, non ci posso pensare. Oh, mamma mia, terrore com'è. I tantenni, tesorica mia. Ma n'era amico mai a rosa. Chi dannau che questo bicciocco via sanau. Non l'uscì. Ci d'uscì piena che ha fatto sa lei. Non l'uscì, dice tata. Ascolti, la salsa galluto, banda di giusto dai e già torno luego. Bandi. Tocchi da vari 3 notti. Faccia sta carità che torno subito. Luego, su, piacere. Oh, che già torno luego. E tammi da sta ruta, pizza, su. Proprio a me ti piace sé di gusto. Si vuole, no, saluti. No, Nasio. E te lo te questo straullo che si intende? Nasio, figlio mio. Nero, e te succede tu? Come ti mai? E tammi da sta ruta, conca. E te succede? Non era mio. Nasio, figlio mio, che tu eri, ma che tu eri sto cadendo figlio su, figlio su dentro, Deo. Che non fesse per me di scendere, questa povera, che si è tornata con mente Maria Ciniciaio, per mica stiare. Figlio su dentro, Deo, Ma ascolti, mamma, lei che Deo viene in giro per il vostro commercio, mica vi spaziando in me pago. Già uscito, Esatto. ma sei su mese pruso che non ti fai sapere, senza bene mia mamma tua, ma tu ne commenti sei. Non è giusto se lei di Dio, se no. Bah. A lei che deve dare una prima prova, viene in giro per il suo commercio, siamo andati a continenti e a Cavasuso e continenti. I cosciavi hanno i denti, posso macchiare su di noi, che non ti hai preso assento. E poi mi dai tua pure, ti mi dai ratta, te ti posso fare. Ringrazia che fai mia buona. Questo sicuro. Su di noi. Questo già non fia di noi. L'anno si fuori dallo damine, non devi che frago coi c'è da là. Ma, e non c'è per niente. E te posso fare? Adesso il resto non si fa mancare, non posso che posso. E tu che olio, tu comprendi, sai tu, non a su di noi. Ma, ascolti, E te se te vai, ad mai fatto che già non si scende sul mondo, no? Gli avevano a fare i doveri studi. A che sei a mamma tua, a sorri tua e a frati tu. non c'è perone, si dà per la prima pure. Non si faccia mancare nulla chi è poco. Intendi usare dell'icco? De frati tu? Esatto, e te? Che tanto ti rava a portare domo, adesso ma non a chi? A lì chi c'è? A lì chi c'è? Intendi questa campana? Questo se c'è io e te pedassi questo che c'è staziamo campanile, oh, cura, figlio mio, vai. C'è sotto vai, si chiede, vai. È sotto errori, mamma mia, stiamo andando. Vai, non c'è neanche errori. Oh, mamma mia, come te sei fatta? Come te sei fatta, non riuscivo. Torrata, e sei torrata, toccati, che non succede nulla, non timida. E sai, come ti fa Dio? La via verde, che c'è nonna pure via verde, baby. Nara, tutto correndo.
Sei funti dotus, dai dotto saida, su predi, i carabinesi, su sindaci, su dottori. Oh, da preguncia, da preguncia. Non sicuro ci sei su pessi su dei scolla, ma io sei picciochettus, pare che dai comizi in Piazza Egresia. E Luca, dove conosci tu e Luca? Io da sapiesti. Ma Deu non tu conosci, ma dopo più correndo, e potata fatto, zia me e zia Peronia, chi ti ranta si primai, ma non ci punterà nescia tu che sai. Questo corria documento a motoretta, e mo via di braccio documenti che investe tu pilloni. Oh, da preguncia, da preguncia. Sai tanti fatti. Licu, c'è tu prima di si fa di zia me e zia Peronia. Ma questo corria da scetti e non ci punterà nescia tu che sai. Se posti in mezzo su Peppico puro, sa guardia comunale. Ma Licu ha donato furiottata e su Peppico c'è sta rotta a terra tutto sta rigao. Nara, ed esatto, sono da casa un emusu. No, si zia Rosettedda. Sa gente con su predi. Tutta votata, non scende e vai, poi taga Licu, io da serra bei savotte campanivi e non potete entrare nessuno su. Oi. Sonata e che sia da sa gente a rienda, scraccavi su e facendo su gesto sul leggio su. E sa tanti fatti. Mamma mia. E tanti fatti, sì che contai. Non scende e vai, poi taga Licu, si da punau, io da serra savotte campanivi e non potete entrare. Sa gente, tutta votata, non scende e vai. E tanti fatti, Nar. E come ti tanto accappata, Nar? Non sta accappata ancora. Punti volendo scappa allonga, poi c'è campanivi, de gravettura de sabate Egresia. Ma gusto tu, dimmi ti gallico, tu so di scudi caronci sa conca. Come com'è mia. Ma quanti mica tu mi faccio un costrillo. No, che non succede? O poi da Cancun. No, com'è che non succede nulla? E tu, fia verde, corri, torna a andare a Piazza Egresia, castia bene tutto su che vunti va dentro e torna a depressia si torna in sceda. Quando torna sa nonna, ti ho tu visto che? Anda vece da rulluego su. Tocca. Dai. Vai. Ascolti com'è. Il mudato che si deve pesiai. Ci da compagno a si pesiai. Non ci Anda bene. Non mi regoto. Aspetta. Aspetta che devo girare prima. Io non sono abituata a questa carrozzetta là. Broing. Là, tocchi di da dire scrazzolla, non si muove, lei non dà ruote sueto là, guai a foste, non si muove. Faccia da buona. Su caffè, mi faccio su caffè, a su manco su, e pullo pago sul loco. Su che non faccio un domo mio, tocca da dove fai noi, tutto che stava a fare, e noi ti c'entra a tenere. E tanto devi fare un pacco di croccorighe. E ci ti torna che dai. La vai. C'è nude. Tu sai piegare. Ecco lì cavolo che va a pante tutta questa croccorighe. E non ci dà perché dai questo. Là, un capo se c'è da capi noi. Là. Bella pagata un luogo. E tutta quest'altra cosa.
dopo te sai noi, questo è là su noi, ma non riusciamo a dopo. Anta tieni sta scova, là. Mi costa da me, fai questo straballo su Don Marlene, come che sta scova è bella, lampola, aspetta in noi, aspetta che scova, non te potrebbe essere da petto un capo. Un biticco se ginciano da burla, adesso 2 giovani che non si monda. Addittiti. Oh io. Mi date a tennis a valletta. Boh. Dio non dice no. Aspetta, vago. Senti su caffè. Su caffè. La gente è staziale. Si ciccara frontino. Oi. Pago grazie a tutti. Questo tappeto mi fai proibo. Però devo buffare su caffè, mi piace, mi devo buffare sezida. E chi sei? Mi date la vodita. E che li dopo che tassa di questa parte? Una adesso. Arrago. Mi indietro vago che mi aggiungo che indagato, che mi dico, ma pago vaghi a quadrenti, che mi piace qua a quadrenti. Su caffè mi piace qua a quadrenti. E mi date a te. Si dica non di te. Mi metto zucchero a tutto. Ma mi sono variata lì che dentro sul logo di Don Marlene. E tu si parte. E adesso coccioni. Là, manco di... Tocca tutto che mi piace durucci. Balla. Tranquilla. Mi commentino dopo. Ehi! Senza spasendosi tutto su, ma non sei pittico su, tanto so che prendendo lì che un pizzo da matta. Ascolta, via verde, manca questo tempo di mi buffare su caffè, là. Tocca, già si dullasse, lasciami ci vuole questa cosa sul logo. E se tu buffano con sul zucchero che dopo che ta verde, non ti fai il riso. Tocca a lei. Si torna da qui. Nara, e t'ha fatto. Altre cose pure succede, vedo. Nonna, devo andare a mi spaziare. Asibi. Vai. Torna deve essere là. Oh nonna. Fustei, non mi ha dato che mi ha dato visto che tu? Là. Devo tornare da poco su. Via verde, scarescendo un mindi via. Tu tenia pronto. Là, via verde. Tu tenia local, prute un anno in su cadascia su comò. In su cadascia su comò. Tu tenia in mezzo di una franelletta lana e con poco va che una fratellina pure, là. Grazie, sa nonna. Devo si tu paghi. E Dio ti canzovi, figlia mia. Vai con Dio, vai. Da frungere su non copiato. Ma come è rosa? C'è da acutta si pesia, c'è dovevo ricetta croccata. Dai acutta c'è dai. Non ti da serio. Come è rosa? Sì. Già si adesso pesiata? Sì, già mi sono pesiata. Tocchi. Adesso manca più sarzilla, perso come è rosa. Sì.
Oh, com'è Rosa? È venuto? Chi è venuto? Agora. Pepi cos'era sugo? E chi è Leda? È parente mio. Lede, sa guardi comunali. Ah no, che bei crasi. Coi da cattai all'icco. All'icco? Sì, devi fare sa contravvizione. Sa contravvizione? Sì. E poi ita? E poi ita, si tanau, e picco. Callico, fia correndo, ma correndo meda a pei. E ha superato sul limite delle velocità. Comprendi? E poi subito trovano questa contravvizione. A razza de... proprio isso, come. Dai che facevo 2 preghiere da Santigero, su come. Facevo 2 preghiere, se ti può aiutare. E come dai, ti vuoi? Bande del questo che andava con le parti, ti pongo questa parte. Questa felice, Gesù Santo aiutare. Noi. Oh, tutta a me tocca fare. E tutta questa cosa vi stroppa. Adesso è lume. Oh. Gomma? Doni da me, doni. Dici che insomma non è che stringente, se lume fontiamo un po'. Parli da me, Santo te non è di. Là. Fatto. Sullo zingio, sì. Sì, doni mi sa, tra doni. Sì. Lei non sa bruci di dito, come ti deve essere? E gente, canto c'è. Ma una salata e una sa. Dai. Oh, mamma mia, lavi sì. Aiutai sì. Santo aiutai sì. Santo Sisinni, bello. Santo Vanasio, aiutici. Nostra Signora bella adesso gramo. Oi. Santo Srapadorangio, aiutici de corle. Santa vita nostra, tenei pietati. Santa Rega bella, ma faccia sì da questa grazia, aiutici de vero. Nara, figlia mia, Nara. Ma nennina domo questo cristiano, c'è un certo Natale. Altro che pindola. Nara, te succede. E non si dannavia, vede. Tutto sei da dove veda e nemmeno sa poi ci fai nuda. Ma sicuro siamo stati in mauso del suvvevi, poi non ci su de vai, che su campanile via Serrao e non c'era niente per questa bottigetta. Non cantivo su scava lunga e lunga, se manco queste scava se ci punta a rennesci. E anta Zardao, ma via cosa devi dimmi che lì portare in mauso, caroncio in mano, su sciorro caso dei campanili e ci sono gli scuole a conca dei sergenti. Che terrori. Tanti sono rigamese. E pago, dici punta del nescio e se c'hai a pizzo se punta di pausa, finza la segrevettura. Ma gusto. Che sao tanti? No, sì, mamma. E sanno che io ti mio debruso. Che lì, fino accanto, te si sciove, dai. Oh, nostra Signora. Deve sì, te su campanili. E poi senti tutto ororo de sul muro che tu gira. C'è ribau, a matta adesso, mullete. Questa brusata che dobbiamo per segreto. Che tau a rubrinchido. E che tau sincesti. In su punto brusato da matta. Pericolo de si scempriai. Pericolo de si scempriai. E sanno, ma non è finita ancora, no? Poi in Samatta, proprio in subizione, dove era un io de Garrogas. E questo si doveva patao, come tu che fosse fruccendi. E si vedeva da come te chi fosse una Garroga. E se gente ti mira. Ti meiau tutto se non ti a ruta terra squatterau. Però a me
disgraziato, si indarienta e fa rientrare beffasa. Deo, oggi mai mi scotterà, adesso veve e adesso dispregiare. C'è di cosa media a ri, a burresci che non fiantatro, sa? Detto di parrete. Ah, casti, manco Deo d'uscire. Geveroso, calicco e macula, vai, manco un'ausiera. Manda a fattuna. No scio, anche sentito, già due volte detto. Gastia, non c'è da pretendi. Però che ancora c'è sceso che vai pure. Quando tanto in bio in stammata, Nascio si è fatto coraggio. E c'è sto fiazziaio anche tu persuadi. Certo. E a volte questo c'è il suo sindaco vero. E sta con suo vero, poi anche a mica questo si è interessata. Certo. E come sempre capata, me ne ma con te aduscio. Nascio, di una rata di capai. E questo anche non ti conosceva, che questo frate non ti vedi, e che sempre sei in giro per questo mondo. Però no, che questo pastile anche non ti vicada. Cesso ti errori, ben minda, con questa scusa che anche non comprendi. Poi, Nascio, si furriava su sindaco vero. E questo pure da Nauga non ti rappresentata nuda. Poi, a un certo punto, stai cittio, come te che vesere, in penso su in 6 in 6. E fiao tutto su, abitendi i podubiga cavendi. E invece, tottanduno, come te viera a patau in su nio de Sagarroga, giusta conca de Nascio e de suo sindaco. No, non mai pregunto, non fare, non è troppo. Mene, fai di coraggio. Fai di coraggio e Nara zitta affatto. E te succede? Nara Nara. Pregunta. Nara, che non si intende nemmeno, Nara. E non sesti scrazzonau e fatta a dadi a pizzo dei suoi frati e a conca del suo sindaco. Rosa, si ridi sicuro. E Sara sanare. Bene. Le cose di Arri e de Branci. E se gente in prezzo iglesia paria che si è macchiata del suo spazio. E medesa e zerriante e bocciante che non tu proprio dienta. Medesa disgraziato, zaccanta il mouse. Bravo Licu, forza Licu. Deo e Peronia, se gli hai qua a tutte terra questa preguncia. E come ti tanta a me? Casti, Nascio e suo sindaco, di punti capauso, sciadauso così, lì, e si sciacqua depresso e di questo poter sciolti. Che pieressi pruso de guagita senza di andare de corpo. Peronia, sciadata, prangia dopo questa pregunta del suo vita scura. De lavoro non ho, con quella lacrima, ma Deus, ma da Pedronai, ma mi c'è scappato il riso a me pure che andavo più a Lico facendo questa sciusciata. Poi tutto varisi e passavo tutto. A pago, alla bendisi ne cavavo di Samatta. Tutto brutto, questo pure a casa giaula, vai. Cioè, arriende come ti fai cusso. E se lo so mica dei carabinieri, già scaresce di tutto come ti chi mai. E mo, non ti puoi tenere da domo. Vero? Oi, sta sprama che mi è arrivato pigai. No, Castiano, non è cosa di noi, non è cosa di noi questo, no. C'è successo. Là. Entrai. Nara, quanto sei venuto? C'è da fatta, potendido a Lico, c'è da fatta in casata. Ha fatto mausello, vero? Punti potendo dos carabinieri
a braccetto e lì è tutto pure esciu. E quindi devi usare troppo berzo, Io adesso. E non aspettavo che arrivi, adesso vai che potete la nasce tutto cagato. Ecco sono noi a Lecco. Bene. Ecco, vedi, figlio mio, il testo che ha combinato, Non mi sa carroga, me sono io. Non mi sa carroga, me sono io. Beh, figlio mio, beh. Che da fatta Senza cantiamo mai. Siamo da casa già, tanto. Pozze delinquenti. Mamma. Ma non vado Smiloso ci butto io. E adesso sarà. E non vado che non vado Non piange, sta figlio mio bello. Non piange. Che mu parla sempre con mamma. Non piange sta bruso. Lo schifo ci non da mai bere. È radio. Ma da piccare una bella passata su sindaco pure però. Commenti autoritari se ne pega sta parte sua con sicuro. Canta dia da po curso, posto sindaco e poi tutto il corso su che da dentro che tende questa bella spensata. Che lei si, prima in ante delle fai, tocca da ci pensare bene. E tira, schifo, voccia ramma per poter uscire da vento, ma. Tira in noi ora. Razza commercianti. Sazonal! 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 Però mi sei un alligerao. Sei là. Mena! Giorgi! Dacci da cosa va fai? Cesti, crocoriga! Crocoriga! A me mi piace sta crocoriga! Bella sta crocoriga! Con satizzo però! Che era desatizzo, volta che si fatta a mano! Che ne satizzo! Però adesso sanao! Girati! Sanao! Ma che cagatura di voto! C'era ma. Grazie alla compagnia teatrale Saspendula. Facciamo sentire il nostro consenso, il nostro ringraziamento per... è più difficile, Silvano, cercare di contenere un testo perché ci sono delle parti mancanti e quindi talvolta il filo può essere perso, invece no, vi siete proprio districati molto bene, grazie, bel lavoro. Se ho detto traballare un pochetto a pizzo, certo, avere... Io così io poi cercare di fare un pochetto scorso. Però siete riusciti comunque a far capire bene la storia. Almeno sei guarito, sei sanao lì. Guarda cos'è sanao, È sanao. Va bene. Allora io vi chiedo ancora di accompagnare quest'ultimo momento perché Giovanni adesso regalerà farà un omaggio, appunto un pensierino di questa bella serata e ovviamente ringraziamo
Intanto voi che avete scelto di essere qui questa sera e la cosa ci ha fatto molto piacere. Spero che sia fango. Ma spero che sia fango. Su delinquenti, budesciori che non Allora- si sa. Ma come ti sei appaltato? E sei con il suo sindaco si è No. Io adesso voglio però che strappiate un pensiero di affetto per signora Francesca. 92 anni! 90 ad arrivarci così. Grazie per la sua sempre disponibilità e per la sua simpatia che ma è detto col cuore, signora Francesca. Deo volla da Trusano un saluti. Io davvero comincio con i ringraziamenti dagli ultimi, last but not least, ultimo, Last but not least. non mi dà ricordo manco. Cominciamo dai padroni di casa che sono di Villa Cidro, che hanno concluso questa serata che mi auguro sia stata di vostro gradimento. Un piccolo pensiero che riproduce l'atto di nascita di Salvatore Angelo Spano e che abbiamo voluto usare come sfondo della locandina di questa occasione. Un omaggio alla compagnia teatrale Saspendula di Villa Cidro con gratitudine e stima. Grazie a tutti, Mannes. ovviamente. Grazie Giovanni. Grazie Grazie davvero. Io chiamo la per tutto il compagnia lavoro che teatrale fanno e che faranno. Filodrammatica Guspinese di avvicinarsi sul palco, tutta quanta, bambini compresi. No, state qua che poi facciamo la festa finale. Quindi la filogrammatica Guspinese. Manca Gioele? Che fine ha no, fatto pensare che Gioele? vi sta brullendo prima che andano sul ludo preparato. No, via verso. E poi ovviamente invitiamo anche il coro Un applauso femminile. alla filodrammatica compagnia teatrale Filodrammatica Guspinese. Grazie Lucia, con gratitudine e stima. Prego, Ti maestra do anche... Angelina. Sì. Aspetta. Gioele? Ah, e quindi è dovuto rientrare. Sì. Comunque chi si è perso la prima parte con la filodrammatica Guspinese, c'era anche il piccolo Gioele. Eccolo qua. Ecco Ci qua, sono anche la maestra. Grazie ancora, davvero, per Lucia è credo la prima che sia riuscita a farmi piangere. Io parlo ormai di forse 25 anni fa, sono passati 25 anni. Andai a Guspini ad assistere proprio su Maucheddu e mi ha folgorato Lucia. Ha una capacità di interpretare il personaggio eccellente. Grazie. Allora, abbiamo accettato con vero piacere l'invito perché con Salvatore Angelo ci siamo incontrati diverse volte e Mondo Meloni della compagnia teatrale aveva fatto tutto un riadattamento dei diversi lavori di Salvatore Angelo. Su Maucheddu io ce l'ho nel cuore e quindi avere l'opportunità di poterlo ripresentare dedicando questa giornata a Salvatore Angelo è stato un regalo. Grazie davvero. Grazie a voi. Grazie a voi davvero. Il coro femminile Siamo tutti sul dell'Associazione palco, tanto Centro ci re. Studi Musicali a Piese di Carbonia e la maestra Angelina. Io sto andando adesso in ordine, le sto scoprendo adesso. Questa è Federica, no, è sbagliata. Aspetta. Ecco qua. Al coro femminile del Centro Studi Musicali di Carbonia con gratitudine e stima. Grazie ancora per essere venute. Qui c'è il e anche con voi è una lunga storia, lunga storia. Grazie. Poi no, le scatole le ho lasciate qua.
Allora, qui vedo Federico Olla, no, c'è un errore nella targa, quindi te la farò. Vieni Federica. Ma vero? Ma vero? Sì, Federico Olla. Oh, no. C'è un errore nella. Io te la dono e poi te la faccio riavere. Io le darei Davvero tutte e due comunque. Con gratitudine e stima. Grazie Federica, veramente. Per essere venuta qua e per aver interpretato le canzoni in maniera così delicata, rispettosa e profonda. Grazie. Ti aiuto? Perché l'ultima è per Bruna Frongia. Grazie, grazie molte. Con gratitudine e stima anche tra le cose più preziose, tra le cose più preziose. Ci sei sempre e sei un punto fermo e una garanzia per tutti noi. Grazie ancora. Grazie. Grazie a tutti gli artisti e vi do appuntamento credo a maggio o giù di lì per la presentazione del libro sui diari di Salvatore Angelo Spano. Grazie ancora a Travoltas e a Trusanos.